L'assessore all'agricoltura della Regione Veneto, Federico Caner, si congratula con Ettore Prandini per la riconferma alla guida della Coldiretti, l'organizzazione di settore più grande d'Europa con 1,5 milioni di iscritti. Caner esprime fiducia nell'esperienza e nella profonda conoscenza di Prandini, ritenendo che nel prossimo quinquennio affronterà con decisione questioni cruciali, come la tutela delle produzioni agroalimentari, la chiarezza nell'informare i consumatori sull'origine degli alimenti. Augura a Prandini e alla giunta esecutiva un proficuo lavoro. Caner sottolinea il successo nell'affrontare le sfide agricole, dall'innovazione, le sfide climatiche, il tema del credito, dall'etichettatura del vino alla difesa delle materie prime italiane e sottolinea l'importanza di combattere a favore dell'Italian Sounding, sostenendo la priorità nella protezione delle denominazioni Made in Italy. Nel Veneto, principale regione per l'impatto economico delle denominazioni di origine, con oltre 4 miliardi e 800 milioni di euro, Caner promuove il supporto continuo a iniziative volte a preservare il valore intrinseco della filiera agroalimentare. Considera cruciale questa filiera per l'identità territoriale e per garantire la sovranità alimentare del Paese. Da Naima, la profumeria in Corso del Popolo a Chioggia, trovi i più bei regali di Natale, profumi chic, linee beauty per lei e per lui, per dare risalto al tuo fascino. Su tanti cofanetti avrai il 30% di sconto e ogni giorno una sorpresa dedicata alla tua bellezza. A Natale chi ama sceglie Naima. Naima, la profumeria in Corso del Popolo a Chioggia.